In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. La Lega e le candidature europee. Per la Lega presentare una lista forte in Sicilia-Sardegna è questione di vita o di morte. Dopo la cosciente sconfitta della Sardegna, dove la lista è passata dall'11,4% delle scorse regionali al 3,7% ed è stata quasi doppiata da Forza Italia, l'imperativo categorico è tutti più forti vadano in lista. Ma dirlo è facile, praticarlo è molto più difficile e dai vertici nazionali continuano a insistere per una candidatura diretta del vicepresidente della regione Luca Sammartino. Sud chiama Nord pronto ad andare quasi da solo. Cateno De Luca sta orientando l'Assemblea Nazionale di Sud chiama Nord a Taormina verso la decisione di presentarsi da soli alle elezioni europee, insieme solo a una serie di movimenti civici in tutta Italia. È quindi il civismo il collante sul quale De Luca vuole giocare la sua partita, consapevole che l'obiettivo del 4% nazionale è impraticabile, ma dando l'idea di voler fare qualsiasi sforzo per raggiungerlo. L'obiettivo vero è però ottenere in Sicilia un risultato a 2 cifre che lo renda davvero credibile come candidato del centro-sinistra a presidente della regione alle elezioni siciliane del 2027. Ferrandelli entra in giunta a Palermo. Dopo aver lasciato Azione e aver aderito alla coalizione di centrodestra, il consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli entrerà in giunta a Palermo. Ferrandelli, ha detto il sindaco La Galla, aderendo al gruppo Lavoriamo per Palermo, ha sposato convintamente l'azione politica e amministrativa di una coalizione di centrodestra che sta impiegando ogni sforzo possibile per la rinascita della città. Fabrizio Ferrandelli nel giugno del 2022 era candidato a sindaco contrapposto a Roberto La Galla e raccolse oltre il 14% dei voti. Dossier immigrazione, gli stranieri in Sicilia. Secondo il dossier statistico sull'immigrazione realizzato dal Centro Studi e Ricerche IDOS, nel 2023 gli stranieri residenti in Sicilia sono 184.605 e rappresentano il 3,8% della popolazione residente, meno della metà della percentuale nazionale che risulta essere dell'8,5%. Schifani commissario per nuovi impianti rifiuti. Il presidente Schifani è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri commissario straordinario per il completamento della rete impiantistica del sistema di gestione dei rifiuti. L'incarico avrà una durata di 2 anni ed è prorogabile. Tra gli obiettivi previsti la riduzione dei movimenti di rifiuti, oltre alla realizzazione e localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione. Polo di produzione idrogeno verde. Prevista la nascita di un polo di produzione di idrogeno verde presso lo stabilimento di Giammoro a Messina, una tecnologia che contribuirà ad incrementare il livello di indipendenza energetica dell'isola in un'ottica sostenibile. Il progetto è promosso da Duferco ed è in grado di produrre circa 100 tonnellate all'anno di idrogeno verde. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.